e direi il Veneto in particolare. Anche oggi si segnalava che il Veneto è tra le 5 regioni in condizioni più gravi per quanto riguarda lo sviluppo della pandemia, ma questo è sotto gli occhi di tutti. Voglio dire, 151 morti l'altro giorno, 148 il giorno precedente, dicono di una mortalità veramente insostenibile e incontrollata. Cioè, voglio dire, in Germania si pongono il problema con un numero molto inferiore rispetto alla popolazione di morti di fare ulteriori chiusure. Noi di fronte a una mortalità così alta continuiamo insomma a procedere senza prendere misure che devono essere assolutamente prese di contenimento. Allora, le misure di contenimento non le decidiamo noi, le decide il governo e le decide la regione, però è del tutto evidente che devono essere attuate misure che, come dire, impediscano un'ulteriore diffusione del virus, sia il passaggio dalla zona gialla alla zona arancione, sia eventualmente la chiusura di certi territori piuttosto che altri o di alcune attività piuttosto che altre. È comunque evidente che non è assolutamente adeguato il tipo di contenimento che si fa oggi, anche per oggi ma anche per il domani, perché dobbiamo sempre ricordare che è prevista una terza ondata che potrà essere a dicembre e gennaio. Se il Veneto arriverà a questa ondata con gli ospedali pieni, con le RSA in questa situazione, con il virus che continua a circolare in questo modo, saremo in una condizione disastrosa. Se non si prendono misure efficaci in questo momento, noi siamo destinati a continuare a contare ogni giorno centinaia di morti, una situazione assolutamente insostenibile. Nelle RSA abbiamo visto che il contagio si diffonde ancora in maniera importante, colpisce non solo gli ospiti ma anche i lavoratori. Sono allo stremo i lavoratori dentro le RSA, sono allo stremo i lavoratori dentro gli ospedali. In questa condizione non si può assolutamente pensare di affrontare un'ulteriore fase pandemica. Questo è il punto politico, bisogna essere responsabili, non si possono prendere decisioni come sono state prese di ridurre l'orario sui bar in cui si può stare in piedi. Queste sono cose inaudite, inaccettabili, non c'è responsabilità. Chi governa questa regione tiene più conto degli interessi delle imprese che degli interessi delle cittadine e cittadini. Si possono anche, come dire, dare tutti i ristori di questo mondo ed è giusto che sia così, ma bisogna assolutamente garantire come diritto principale il diritto alla salute. Questo è un punto fondamentale per cui noi siamo qui. La CGIL ha fatto un documento che andava in questa direzione l'altro ieri, il suo segretario regionale. Noi ribadiamo con forza questa posizione e continueremo a mobilitarci in questo senso. Ringrazio.